Presidente Capraro, che Natale sarà per i trevigiani? Beh, sarà un Natale duro, lungo, sarà un Natale anche un po' inaspettato perché pensavamo a un bianco Natale, non a un Natale in giallo. Però sarà anche un Natale nel quale possiamo recuperare lo stesso la voglia, certo, di ritrovarsi con responsabilità e attenzioni, ma la voglia di comprare sotto casa, di dare un segno all'attività sotto casa, quella che ci illumina il portico, quella che ci dà vita e che dà vita alle nostre città. Quindi torniamo a far vivere le nostre città e torniamo facendolo nel rispetto delle regole, uscendo di casa. Viviamo il Natale, le città si sono addobbate, si sono illuminate, stanno dando calore, hanno bisogno di noi e noi abbiamo bisogno di vederci protagonisti delle nostre città. Questo per recuperare l'orgoglio e la fiducia. Quali sono le attività che sono più in difficoltà, invece quali sono quelle che si sono salvate? Ma abbiamo un settore alimentare soprattutto d'eccellenza in grande crescita, abbiamo un recupero del settore moda rispetto a degli anni precedenti molto difficili, abbiamo tutto il settore dell'intermediazione dei servizi assicurativi, finanziari, immobiliari, abbiamo tutto il settore casa, beni, mobili, elettrodomestici in grande crescita. Oggi registriamo in questo Natale ovviamente una difficoltà di nuovo per tutta la ristorazione e ahimè una doppia difficoltà per il turismo. Un inverno lungo, un inverno lento, lungo e di una primavera che ci farà tornare su numeri migliori del 2021 ma con una partenza molto lenta. Migliori del 2021 ma non certo quelli del 2019, per cui dobbiamo certamente attrezzarci, guardare anche in maniera diversa a quello che abbiamo sempre fatto, pensando che stare insieme e aggregarsi possa essere anche quella una soluzione per le imprese del 2022.